Benvenuti nel Chessu Stadium. Andiamo a vedere cosa succede nel Chessu Stadium. Come vedete sono seduto sul Chessu Stadium. Trattativa addirittura d'arrivo. Sta per arrivare al Chessu Stadium Lukaku. È un po' dura la trattativa, non riesce ad arrivare, non riesce ad andare in porto. Ci sto riprovando, ma non ci riesce. Niente da fare, la trattativa non va in porto. Come mai la Juve non riesce a prendere Lukaku? Non l'ho cacato. Ora vediamo perché. Il perché la Juventus non prende Lukaku. Perché Lukaku ha preso la direzione Malpensa. Buonasera a tutti amici da Napoliello87 e Forza Napolese. E quante cazzate sparano questi giornali, quante cazzate sparano questi giornali. Prima dicono Inter, poi ributtano sulla Juve, poi una volta l'Inter. Devo dar ragione a Nerazzurro Skin, al mio amico che saluto, Alessandro. Vi consiglio di andare a seguire il canale. E niente, parliamo di Lukaku. Allora, classe 93, 26 anni o animale, Romelu Lukaku. Allora, Romelu Lukaku viene dall'Anderlecht, nato ad Anversa, gioca con la squadra del Belgio, l'Anderlecht, una delle più titolate in Belgio, una squadra che penso conoscete, fa l'Europa League molto più spesso che la Champions League. Lukaku è venuto fuori nell'Anderlecht. In 2 o 3 stagioni ha fatto la media di 20 gol a stagione, quando si è avvicinato o quando ha fatto 20 gol. Poi si è ripetuto all'Everton ugualmente. Qualche stagione ne ha fatte meno, ma qualche stagione è andato sempre sulla soglia di 20 gol. Dopo l'Everton è andato al Manchester United, dove al Manchester United mi sembra ha fatto in 2 stagioni circa 20 gol, 22-23 gol la prima stagione e 15-16 gol nella seconda, proprio l'ultima stagione. Ora Lukaku è stato poi messo fuori diciamo dal Manchester United, dalla rosa, proprio perché l'ha voluto mettere sul mercato. E proprio quando c'è stata, cioè Conte già lo preferiva prima di andare all'Inter, l'aveva messo già nella sua lista delle trattative. A me, vi dico la verità, non è quel giocatore che mi fa impazzire, però è un giocatore che segna. Arrivare a fare 20 gol li fa, non puoi dire niente. È un attaccante, è una punta, diciamo, di fisico, no? È grosso Lukaku, non come quello che fa nel bagno, come fa Ross, ma Lukaku è grande fisicamente, fa i gol e quella è la cosa più importante che ritiene Conte, un giocatore fisico che sappia far salire la squadra e quando può, con la fisicità e con la potenza riesce a fare gol, perché è un giocatore del genere. Ovviamente a me piacciono più gli attaccanti, diciamo, di movimento, tipo il nostro Mertens che salta l'uomo in velocità, cioè Lukaku anche è veloce, però non c'è il dribbling, come piacciono a me i giocatori, il dribbling che c'ha tipo Mertens, questi giocatori del genere, Dybala. L'Inter si assicura tipo Lukaku per 83, circa 83-86 milioni, un giocatore che sigla tanti gol, può dire la sua, secondo me, anche se a me non piace. Conte l'ha preso per un motivo, per qualcosa l'ha preso. Io penso che Conte sa la sua, se abbia preso Lukaku. I tifosi dell'Inter di sicuro si devono fidare di Conte, perché Conte, come abbiamo visto anche alla Juventus e al Chelsea, il suo l'ha fatto, anche non vincendo tantissimo, però ha fatto quello che poteva, cioè ha dato tanto sia al Chelsea che alla Juve. dei trofei ha vinto, ora non mi ricordo che ha vinto, perché onestamente tifo Napoli, la Juventus cacchio me ne fotto. Però voglio anche salutare il mio amico Bare Palermo della Juventus. Comunque niente, è un ottimo acquisto Lukaku. L'Inter secondo me può dire la sua prendendo anche Lukaku, avendo fatto una bella difesa con Godin, De Vrij e Skriniar. Secondo me manca un centrocampista top player da affiancare a Barella e Brozovic, e poi veramente può dire la sua l'Inter. Già ora è aumentata di livello la rosa,
Dobbiamo stare attenti pure noi del Napoli, occhio a questa Inter, nonostante io abbia fiducia nel mio Napoli. Niente, fatemi sapere la vostra, cosa ne pensate su Lukaku, lasciate un bel like se vi è piaciuto il video, ma soprattutto venite sotto il video ed iscrivetevi al canale di Napulello87. Buona serata a tutti da Napulello87 e forza Napalessa!